Prosegue il calo dei nuovi contagi da coronavirus, 50 ieri i decessi, ma mancano i dati dei comuni lombardi che saranno comunicati oggi. Iniziato il test sierologico nazionale per 150.000 persone. Sentiamo Olimpia Mignosi. A innescare ieri l'enigma un dato su tutti: in Lombardia 0 decessi, la conferma dalla regione. Negli ospedali non sono state registrate vittime. Il dato mancante è stato quello dei comuni lombardi, che sarà comunicato nel pomeriggio. Intanto è certa la riduzione delle vittime in tutto il paese, 50 decessi. Scende anche il numero dei contagiati, 531, ma i tamponi ora sono stati 18.000 in meno. Umbria, Calabria e Sardegna, regioni a 0 contagi. Abbiamo archiviato un fine settimana all'insegna della movida, delle prime spiagge affollate, ma si sono viste in giro troppe poche precauzioni. Stiamo rischiando? Beh, siamo sicuramente un po' preoccupati, è un nuovo scenario. Noi fino ad ora abbiamo gestito l'epidemia in una situazione di lockdown, quando i movimenti delle persone erano molto limitati. Ora la mancanza di precauzioni, soprattutto da parte dei giovani, ci preoccupa, perché dovessero partire delle catene di contagio in queste fasce di età, sarebbero per lo più casi asintomatici. È scattata da stamane l'indagine sierologica in 2000 comuni su 150.000 persone selezionate a campione dall'Istat. L'operazione durerà 2 settimane. A gestire i contatti telefonici con i cittadini oltre 700 volontari della Croce Rossa. Sarà l'indagine più massiccia mai realizzata. Servirà a conoscere la diffusione del coronavirus e a meglio fronteggiarlo. Nella notte è partito da Bangkok un volo speciale della Thai Airways diretto a Roma. A bordo 160 italiani bloccati in Thailandia dall'emergenza coronavirus. E questo è il quadro generale, ma ora andiamo proprio in Lombardia per gli ultimi aggiornamenti, dove per noi c'è l'inviato Stefano Fumagalli. Buongiorno Stefano.